L'edilizia è una cosa, se vogliamo, storica, da sempre appunto la Malta e i mattoni hanno creato civiltà, hanno creato stati. Il futuro dell'edilizia lo vedo sempre più verso un tema di digitalizzazione e di attenzione all'ambiente. Ovviamente a oggi i nostri cantieri vanno sempre a impattare sempre meno appunto sull'ambiente circostante con cantieri che possono essere appunto mascherati con teloni che vanno a ridurre l'impatto del cantiere sulla viabilità e sulla cittadinanza e soprattutto verso un'edilizia più ecologica, quindi con il rispetto dei criteri CAM e di NHS, per cui stiamo andando molto avanti in questo tema di miglioramento verso una forte attenzione ecologica. Allo stesso tempo stiamo andando sempre più verso un'attenzione digitale. È vero che l'edilizia, appunto come dicevo all'inizio, si vede come un settore un po' statico, un po' poco attrattivo, eccetera, e con minore arrivo di nuove leve che lo vedono come un settore meno stimolante magari di altri settori che possono essere appunto quelli dell'ICT, quindi un settore tecnologico, startup tecnologiche, app, eccetera. Ma l'edilizia è anche quello, anzi noi siamo alla ricerca di costante implementazione verso un futuro digitale. Basti pensare all'importanza che sta prendendo il BIM nell'edilizia oggi, c'è una sempre maggiore utilizzo di software e di supporti alla nostra attività che possono permettere appunto un lavoro più in sicurezza, più ecologico, con meno sprechi e più anche più efficace e più efficiente.